Cose buone uno le va mangiando, ma come questo. Benvenuti nel versus degli Arangin. Oggi si sfideranno Arancina contro Arancino. Da millenni la lotta tra arancino e arancina spacca a metà il suolo siciliano. Ma l'arancin È rotondo o a punta? È maschio o femmina? Ma soprattutto è più buono a Catania o a Palermo? Scopritelo con noi in questo video unico! Signori, domenica mattina, prestissimo, ci stiamo dirigendo a Catania per fare colazione con gli arancini. Ragazzi, siamo partiti dal centro della Sicilia verso Catania. Oggi faremo praticamente il giro di tutta la Sicilia. Taglieremo a metà Catania, Palermo. Tutto questo per stiamo dirigendo verso Pasticceria Privitera. Io ho un botto di fame, come al solito. Siamo arrivati al nostro primo assaggio di giornata. Arancino con la O, col sugo, siamo carichissimi. Super esaltati, 11:30, primo arancino di giornata. Un po' tardi, avrei voluto prangiare un po' prima, però iniziamo alle 11:30. Il primo di una lunghissima serie di oggi. Forza. Come te lo aspetti, perché è croccantissimo fuori, è molto morbido dentro. Davvero molto Cavolo, strabuona. Comunque Carne sfilacciata all'interno, molto importante questa cosa, perché c'è chi lo fa con la ragù e con la carne sfilacciata. Io personalmente preferisco un sacco quello con la carne sfilacciata. ok, questi sono gli arancini all'interno, Già sventrati. già sventrati. Questo è per farvi vedere l'interno. In questo caso abbiamo carne sfilacciata qua, Sugo e piselli. Un pisello in ogni arancino, però comunque ci sta. Ripeto, la cosa che già ho detto molto importante degli arancini è che poi devono essere fritti a perfezione, perché devono essere molto croccanti e dentro super morbidi. E questo arancino rispecchia appieno tutte le caratteristiche basilari dell'arancino. Un arancino alla carne molto base, ma molto buono al tempo stesso. Signori, quanta potenzialità sprecata, sto per piangere. Guardate. Mangio lo stesso. No, è criminale! Sei un criminale! recensione velocissima, panatura ottima, interno fantastico. Adesso cerchiamo di capire un attimino la differenza con gli altri, perché questo è il primo arancino di giornata, quindi sono un po' spiazzato. Signori e signori, ci stiamo dirigendo verso Sicilia Street Food Trademark. Vedremo 6 minuti a piedi, no, 8 minuti a piedi. Siamo appena arrivati nella nostra seconda tappa, Sicilian Street Food. Purtroppo non c'era la carne, però la cosa bellissima di questo posto è che gli arancini te li friggono sul momento, quindi proprio sono fatti e fritti, fantastico. Ne abbiamo presi 2 burro e prosciutto e 1 ricotta e spinaci. Fritti sul momento, guardate, hanno un colorito incredibile, sono molto più piccoli rispetto a quelli di prima. Ma il colorito è davvero spettacolare, adesso andiamo subito a provarli. Caldissimo, fritto sul momento, e proprio si vede un sacco, cioè proprio si sente che è molto più croccante rispetto a quello di prima. Proprio appena sfornato, proprio quelle robe, cavolo. Cosa ne pensi di questo arancino? Io non ho ancora parlato perché la panatura mi ha Scioccato. totalmente scioccato. Questa volta abbiamo degli arancini che sono al burro e non alla carne, difatti proprio per questo non avevano la forma originale dell'arancino a punta proprio di Catania. Troviamo del burro e del prosciutto, anche se non c'è la carne sono comunque molto buoni. È una variante molto tipica in realtà dell'arancino e non è proprio, anche se non è quello originale, comunque strabuoni. Comunque sì, panatura
Qui 9.5 su 10. Siamo stati estremamente fortunati perché non potevamo andare via da questo posto fantastico senza aver assaggiato quello che è l'arancino per eccellenza, ovvero quello con la carne. Potremo quindi fare un confronto vero e proprio con quello di prima. Non vediamo l'ora, ce lo stanno uscendo proprio a brevissimo. Stiamo andando ad aprire quello che si preannuncia l'arancino più buono della mattinata, secondo noi. Rigorosamente a punta, rigorosamente alla carne, rigorosamente siciliano e rigorosamente arancino. No. Bene, analisi un po' più seria di questo buonissimo arancino. Partiamo come sempre dalla panatura, che è perfetta. La carne è ragù e non carne sfilacciata, piselli certamente, e la cosa che in questo arancino nello specifico troviamo anche l'uovo sodo. Ci sta o non ci sta, è comunque buonissimo, spettacolare. Per avere recensioni su Sicilia Street Food, panatura fuori di testa, non paragonabile con qualsiasi altra roba. Infatti secondo noi sarà un po' impossibile trovare qualcosa di meglio durante la giornata. Poi per quanto mi riguarda, quello di carne è più buono da pasticceria Privitera secondo me, perché la carne sfilacciata ci sta alla grandissima. Mentre ragù, quello al burro qui altro livello rispetto a quelli di pasticceria decisamente. Privitera. Prezzo dell'arancino qui 2 euro in confronto ai 2,20 € di pasticceria Privitera, quindi onesti. ottimo. Tra l'altro siamo in piena Vietnam, quindi pieno centro. Ci sta alla grandissima. Counter degli arancini di questo locale 5. Ho già perso il conto. 5, 6, 7, siamo 8 arancini. Siamo 8 in un arancini. giorno. Sono soltanto E siamo veramente a metà giornata. Esatto, quindi super gasati e andiamo avanti. Ok ragazzi, siamo super sazi ma super pronti. Ci mettiamo in macchina e ci dirigiamo dall'altra parte. Per sazio ci sarai tu. Ok, ci dirigiamo dall'altra parte della Sicilia, Palermo, stiamo arrivando. Viaggio della speranza concluso, siamo appena arrivati a Palermo e Matteo ha iniziato già a fare il fenomeno da baraccone. Calcio! Signore e signori, è arrivato il momento delle arancine! Sì, a prendere le arancine però ci andremo senza monopattino, ci andiamo a piedi. Inizia il nostro tour di arancine. Siamo appena arrivati davanti Bar Turing, che è conosciutissimo per le arancine bomba. Siamo davanti a Villa Giulia, l'hype è decisamente aumentato, la fame è aumentata pure lei. Olè. 18 e 17. Mamma mia. E stiamo morendo di fame. Siamo riusciti fortunatamente a trovarli alla carne e qui ne avevano davvero un sacco di varietà. Mamma mia, un sacco di varietà. Però ovviamente il comparison lo faremo con quelli alla carne come con tutti gli altri. Il prezzo dell'arancino 2 euro, per cui lo assaggiamo e vediamo. Signori, il menù di Bar Turing oggi ci offre una bellissima arancina alla salsiccia, uno agli spinaci e gli altri due, quelli della sfida principale, alla carne. Molto buono. Ragazzi, arancine gigantesche. Questa qua da quanto è carica si è pure rotta. Incredibile. Quella al ragù sono proprio pienissimi, proprio belli, bombosi. Questo è anche lui molto pieno, molto fit. Comunque continuiamo a mangiare perché più li guardo più mi viene fame, cioè è incredibile. Ok, onesto. Quello di Pino. Cosa stai facendo, Peppe? Dovevamo mangiarci Una cattivetta. un nostro decimo arancin di giornata.
ma si è rotto praticamente perché dovevamo dividerlo e quindi lo sto mangiando a pezzettoni. Comunque bar Turing fantastico. Qua c'è il nostro amico Angelo, ci è venuto a trovare direttamente a Palermo stamattina. Per assaggiare dell'arancino. Direttamente al terzo episodio. Compari, siamo arrivati a ben 13 arancini, ma non ci fermiamo qui assolutamente. Adesso andiamo in un altro posto, ma breve recensione di Turing. Allora, arancino, ripetiamo, 2 euro, che per la grandezza è un prezzo fantastico praticamente. Panatura come Palermo. untissimo, ma davvero untissimo, il più unto di tutte quelle che abbiamo mangiato oggi. Fino ad ora. Fino ad ora. Unto e croccante. Unto e croccante. Adesso facciamo un po' di passi per smaltire, ma il prossimo ci aspetta già. La sfida finale, la sfida delle sfide, siamo troppo casati. Ragazzi, prima di dirigerci nell'ultima tappa, stiamo passati da Piazza Teatro Massimo 1 o 2 giorni, ti ricompenso ad alto livello con un botto di like. Nostra ultima tappa. Siamo distrutti, ma non possiamo lasciar vincere gli arancini, quindi diamoci sotto. La crosta è più spessa ma meno croccante. Peppe sta tradendo l'arancina alla carne per provare una cosa molto più particolare. Molto particolare. Nero di seppia, salmone e affumicato Basta. basta. Oh, per me è top. Si deve prendere. Nulla da dire. Non abbiamo finito con gli arancini. Aspetta, ma te. Raga, per ridere questo. Non bastavano. Ne abbiamo presi altri. Siamo a 20. Siamo a 20. Questa è quella al pistacchio. Mamma mia, i pezzi sono enormi, sa un sacco di pistacchio. Merita un botto. Cose buone uno le va mangiando, ma come questo. Sazi come difficilmente è mai successo questi giorni. 20 arancini. 20 arancini, più altri comunque, vabbè, lasciamo perdere. Piccola recensione su che palle. Allora, sicuramente panatura fantastica, davvero incredibile. Poi fantastiche anche le varietà. Praticamente non abbiamo trovato nessun altro che avesse tutte queste varietà. Molto buoni in generale tutti le arancine che abbiamo provato. Se dovessi personalmente riassumere e fare una recensione di questo posto, lo descriverei con varietà e qualità. Stop. Ragazzi, i 20 arancini di oggi concludono definitivamente la nostra giornata folle. Mamma mia ragazzi, è stata una follia, però super divertente. Vi consigliamo di farlo anche perché forse 20 arancini sono un po' tanti. Però sì, è stato fantastico sotto tutti i punti di vista. davvero bellissimo. Bene signori, ieri eravamo totalmente devastati per poter procedere con una descrizione accurata, ma oggi siamo qui di fronte a... Allora, sì, siamo di fronte a arancina e arancino. Difatti Sicily's Journey ha violato le leggi dello spazio-tempo e siamo sia a Catania che a Palermo contemporaneamente. Ebbene sì signori. Siamo al cospetto difatti di una bellissima arancina direttamente da Palermo. E qui signori c'è Ciò che ne rimane dopo il viaggio. un bellissimo arancino direttamente da Catania. Entrambi alla carne, entrambi i più classici che potete trovare. Adesso sono qui per voi. Per non farci mancare niente abbiamo anche dei bellissimi arancini, dato che siamo al centro della Sicilia, fatti in casa, quindi proprio abbiamo Catania, Palermo e fatti in casa, proprio non ci manca totalmente niente. Avete presente il meme che gli italiani mangiano sempre pizza, i siciliani mangiano sempre arancini?
E adesso, signori, ce li mangiamo tutti. Dopo 20 arancini non bastava effettivamente. Ma quindi, arancino o orangina? Questa specialità ci contraddistingue in tutto il mondo, non ha quindi senso fare battaglie inutili. Basta che è buono, non rompete la minchia.